scusa, ho Red Canzian al telefono. Buonasera Red, altra sorpresa perché Donatella in studio non lo sapeva e non lo sapeva neanche Gianna Tani. Ciao Red. Ciao, come state? Bene, quando ti sentiamo. Ciao, Allora, piacere. Saluto Donatella e Gianna, grandi amiche, e saluto Fabione. Grazie mille. Allora, tu sai già che il 4 ottobre, ti ho detto al telefono, anzi te l'ha detto prima Donatella per dire la verità, abbiamo lanciato questa idea, stiamo lanciando questa idea di questo concerto al Cavallino. So che tu finisci la tournée dei Pooh il 28? Il 30, è stata aggiunta una data perché è sold out il forum di Assago. Io spero che non parti subito dopo per le ferie. No, non è che parto per le ferie, io parto per un viaggio di lavoro, però confido sulla sorte per riuscire a fare il 4 con voi, non so cosa, una piroetta, un carpiato avvitato. Da Dio, poi ci porti anche Chiara. Beh, Chiara sicuramente è molto più facile che ci sia. No, è più facile. Cioè, No, Chiara ci sarà. Poi io ho mio figlio che sta ascoltando, che è nato a pochi mesi di distanza da Chiara, e io ricordo con lui quando tu al centro dello stadio Tenni cantasti l'inno del Treviso. Potessi portare anche tuo figlio e fate di nuovo. Allora, Filippo stasera parte da Azzano Decimo vicino a Azzano Decimo, a casa di Pordenone. Bortolotti, mio amico. Esatto, con Patti Bravo, il tournée con Patti Bravo alla batteria, e stasera inizia la tournée stasera lì a Azzano Tra Decimo. l'altro c'è un tuo amico in studio, perché non sai bene, che c'è anche, che l'hai conosciuto qua da me, credo. Esatto, sì, Massimo Biraghi, Radio Company, ciao Red Canzian. Max, come stai? Siamo stati anche a cena bene, benissimo. Infatti pensavo anche di ritrovarlo prima della fine del ciclo, di questo ciclo di trasmissioni. È stato un impatto molto bello, poi tra l'altro ho avuto l'opportunità di andare a cena con lui, persona magnifica. Anche tu. Grazie, ti ringrazio molto. Sono 50 euro a testa, devo dire, di barchetta per questi complimenti, però... Dice, ma no, Di più, perché dobbiamo dare a Agnese e Ballà, di più. Brava.